Buonasera e ben ritrovati al notiziario di prealpina.it. Apriamo con la cronaca. Schianto nella notte davanti all'ospedale di Cittiglio, feriti 2 ragazzi che erano a bordo di un'auto finita contro un muro. Il servizio di Massimiliano Martini. La corsa dell'auto è finita contro il muro della palazzina che ospita un'impresa funebre. 2 ragazzi feriti a Cittiglio. L'incidente è successo alle 3:30 della notte tra sabato e domenica sulla SP 394 DIR, all'incrocio con via Luini, all'altezza del semaforo davanti all'ospedale. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Luino, per causa in via di accertamento, il conducente di una Renault Clio, diretta verso Laveno, ha perso il controllo del mezzo, che al termine della curva è andato a schiantarsi proprio contro il negozio di onoranze funebri, distruggendo una parete e devastando buona parte dell'arredamento dell'ufficio. I 2 occupanti della vettura, un ragazzo di 20 anni e una ragazza di 21, sono rimasti incastrati nell'abitacolo e per estrarli sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Poi 2 feriti sono stati trasportati in ospedale dal personale del 118, il conducente avarese in codice rosso, la passeggera Legnano in codice giallo. Fortunatamente entrambi sarebbero fuori pericolo. A Saronno, dopo 3 anni di assenza forzata a causa dell'emergenza sanitaria, oggi è tornata la grande festa di Sant'Antonio con la sfilata in costumi d'epoca. Sentiamo Roberto Banfi, immagini dell'agenzia Blitz. Il tempo incerto non ha fermato il corteo storico per la sagra di Sant'Antonio, con partenza ed arrivo oggi pomeriggio alla chiesetta di via Sabottino e passaggio di 800 figuranti in abiti d'epoca fra il 1300 e il 1800 in tutto il centro di Saronno. Iniziativa che si ripete ogni anno e che attira migliaia di spettatori lungo il percorso. Questa volta c'erano anche 8 gruppi folcloristici e, come negli ultimi anni, non è mancata la rumorosa contestazione degli attivisti di 100% animalisti e Fronte Animalista. Si sono piazzati vicino alla chiesetta, hanno tirato carta igienica ed hanno acceso alcuni fumogeni. Il tutto contro la presenza di animali, come pecore e cavalli, nel corteo. Anche a Varese oggi erano di scena i figuranti. Il quartiere Bizzozero è stato animato dal presepe vivente che era stato rinviato prima di Natale a causa del maltempo. Adriana Morlacchi. Ieri Piazza Sant'Evasio e l'oratorio di Bizzozero si sono trasformate in una piccola Betlemme. Questo grazie al presepe vivente bizzozerese, una tradizione che con qualche interruzione continua dagli anni 50 e che è stata recentemente riattualizzata da Don Vincenzo Attisano, che ha accostato alla sacra rappresentazione la ricostruzione di un villaggio. Circa 300 le persone accorse, ma la vera protagonista è stata la carità. Disseminati per il villaggio c'erano alcuni cesti per raccogliere alimenti da consegnare alle famiglie bisognose del territorio. Il ricordo di Carletto Ferrari, partigiano assassinato dai nazifascisti, viene tenuto vivo nel capoluogo. Vediamone la commemorazione. Ce la racconta Paolo Grosso. Immagini dell'agenzia Blitz. Questa mattina al cimitero di Bizzozero la sezione di Varese Claudio Macchi dell'Ampi e il comune hanno ricordato la figura di Carletto Ferrari, tenente degli Alpini e comandante partigiano, legato al quartiere di Bizzozero. Come ogni anno, nel ricordare il partigiano Carletto Ferrari, ucciso dai fascisti nel gennaio 1945, ha sottolineato il presidente dell'Ampi di Varese Rocco Cordì, intendiamo riaffermare il valore della resistenza e del sacrificio compiuto per conquistare libertà, democrazia, pace, giustizia sociale. Valori fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione, che però non sono mai stati compiutamente attuati e spesso vengono rimessi in discussione. Una celebrazione del ricordo di Ferrari particolarmente innovativa quest'anno, dato che ha visto la partecipazione dell'educatrice teatrale Clarissa Pari, che ha ricordato il comandante partigiano varesino con un suggestivo dialogo immaginario. Un testo in cui Pari ha saputo fondere in modo molto efficace memoria e attualità. 3 giovani studenti, infine, hanno letto testi di Dino Buzzati e di Piero Calamandrei. E ora l'ampia pagina sportiva domenicale. Partiamo dal calcio. In Serie C la Pro Patria interrompe la striscia di risultati positivi perdendo a Mantova per 2-0. Il commento sulla sconfitta del centrocampista bianco-blu Luca Bertoni. Luca, l'approccio ha fatto ben sperare, soprattutto i primi 10 minuti in cui la Pro Patria cercava di far viaggiare la palla veloce, poi il gol di Boccalon che ha tagliato le gambe alla squadra. Da lì
non è più riuscita a reagire come avrebbe voluto e potuto. Sì, è stata una partita, sapevamo che era una partita difficile, il gol ci ha messo un po' in difficoltà, abbiamo fatto un po' di fatica a reagire il primo tempo, il secondo hanno trovato un Eurogol e secondo me sul 2-0 abbiamo continuato a giocare, ma abbiamo avuto un paio di occasioni nitide che non siamo riusciti a sfruttare, quindi dobbiamo imparare dagli errori che abbiamo fatto e pensare già alla prossima. Non si può dimenticare la striscia di 7 risultati utili consecutivi. Da dove ripartire? No, bisogna ripartire dal lavoro e dal gruppo, perché fino ad ora la squadra c'è stata e deve ripartire da lì, rimettersi a testa bassa al lavoro, concentrata, consapevole che ogni partita è determinante, cioè gli episodi fanno la differenza e ripartire da lì. I risultati di questo campionato fanno capire che non si può abbassare la guardia, che tutto è possibile sia in fondo alla classifica che in alto alla classifica. Bisogna sempre trovare l'equilibrio giusto poi nel corso della stagione e la continuità. Sì, ma questo lo sappiamo già. Abbiamo già visto che questo campionato non ti permette di stare tranquillo con nessuno, anzi su questo dobbiamo analizzare gli errori che sono stati fatti e ripartire a testa alta il prima possibile. Ripartire dalla partita in casa con il Padova, una squadra costruita per vincere, che sta faticando ma che sta risalendo. Si sa, ogni partita qui è sempre difficile. Sì, sappiamo, abbiamo visto com'è andata l'andata, abbiamo fatto fatica contro di loro e adesso, come ti dicevo, dobbiamo appunto ributtarci una settimana di lavoro, pensare a lavorare forte, a lavorare bene, che da lì nascono le partite. In Serie D non è andata bene al Varese, che ha incassato la quinta sconfitta consecutiva, mentre il Legnano ha fermato la capolista Sestri. Questi i risultati della seconda giornata di ritorno. Varese Virtus Ciserano Bergamo 0-1, Caronnese Sporting Franciacorta 1-2, Breno Varesina 2-0, Arconatese Casatese 1-0, Sestri Levante Legnano 0-0, Stresa Pinerolo 1-2, Gozzano Castanese 2-2, Chieri Castellanzese 0-0. Classica dell'atletica, a San Vittore Olona si è corsa la 5 mulini. L'azzurro Iema Crippa taglia il traguardo per secondo. Sentiamo Silvestro Pascarella, immagini dell'agenzia Publifoto. Ci abbiamo creduto, abbiamo tifato per lui, ma Yeman Crippa non ce l'ha fatta a vincere questa 91esima edizione della 5 Mulini. Come al solito bellissima, spettacolare, in un clima tipicamente anglosassone e su un percorso, quello del Vallo, sempre molto molto bello. A un certo punto abbiamo davvero creduto che Crippa riuscisse a vincere e riportasse la vittoria in Italia dopo Alberto Cova, ed è stato all'incirca dopo la metà gara, quando è andato in progressione, ma al successivo attacco a 2 chilometri dal traguardo da parte di Gideon Rono non c'è stato più nulla da fare. Ha vinto il keniano e Yeman però non ha nulla da rimproverarsi, ha fatto il possibile. Nella prova femminile invece c'è stato un assolo di Beatrice Cebet, che ha vinto sulla connazionale Lucy Mavi, e prima delle italiane è stata quinta Giovanna Selva. Chiudiamo con il basket. A Masnago l'Open Job Metis Varese oggi ospitava la Gevi Napoli. Vittoria schiacciante dei biancorossi per 106-79. Ce la racconta Giuseppe Sciascia, immagini dell'agenzia Blitz. Varese schianta Napoli sul piano del ritmo, chiudendo col botto un girone d'andata stabilmente nei piani alti della classifica. Perentora 106-79 per l'Open Job Metis nel turno dell'ultima giornata della fase ascendente contro la Gevi. Doppio record per la formazione di Matt Brasi, che chiude con 6 giocatori in doppia cifra e ben 12 a referto. Assegnano in finale anche i giovani di Brizzi e Virginio, con il massimo scarto stagionale e il massimo bottino del girone d'andata, che ritocca ulteriormente al rialzo il dato di rendimento del miglior attacco della Serie A. Varese festeggia il ritorno di Justin Reyes, grande protagonista dopo 6 settimane di stop per l'infortunio al ginocchio sinistro riportato contro la Virtus Bologna. 19 punti e 9 rimbalzi per l'ala portoricana, che si mette in luce davanti agli occhi di Carlos Arrojo.
l'ex giocatore NBA di Porto Rico, oggi manager della nazionale, è venuto a vederlo insieme al napoletano Justin Howard. Varese da spettacolo con Tariq Owens, 15 punti, 12 rimbalzi e una compilation di schiacciate e stoppate che gli valgono il premio di MVP del pubblico. Anche Colby Ross chiude a 15 punti e 11 assist, una partita comunque sostanziosa rispetto di un dato al tiro non particolarmente brillante, e in questo modo Varese scala la classifica in attesa di conoscere i risultati degli altri campi che le daranno il piazzamento finale nel tabellone d'ingresso della Coppa Italia. Con questa vittoria comunque l'Open Metis si aggiudica quantomeno il sesto posto. Per il momento è tutto, un augurio di serena serata e arrivederci alle 19 di domani per una nuova edizione del notiziario di prealpina.it.